Sono morti nella loro camera da letto, vittime di un incendio che non gli ha lasciato scampo e nel quale è rimasta ferita anche una 45enne, ricoverata ora al centro Grandi Ustionati di Padova. Per Stefano Zalloni, di 94 anni, e per Rosina Vitturi, di 96, probabilmente soffocati dal fumo, non c'è stato invece scampo. La tragedia poco prima delle 4 di notte in una palazzina di 2 piani in Calle Bressaggio, a Murano. Sono stati i vigili del fuoco accorsi con 2 autopompe lagunari e da Mestre con una terza squadra, entrati con gli autorespiratori nell'appartamento a rinvenire i corpi senza vita dei 2 anziani. Poco prima, in quelli che sono stati momenti di autentico terrore, la donna di 45 anni che occupa l'appartamento al piano terra era riuscita a scappare aiutata dai vicini, ustionata ma viva. Il suo cane è morto nell'incendio. Un 64enne che abita al secondo piano, allertato dalle grida dei passanti, è riuscito a mettersi in salvo scendendo per le scale invase dal fumo. Il suo gatto è stato poi trovato morto nell'appartamento. Le cause dell'incendio sono al vaglio del nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco. A Murano è il momento del lutto. Colpisce naturalmente che cose del genere possano accadere ancora al giorno d'oggi. E immagino che si accetterà presto la dinamica e naturalmente siamo vicini alle famiglie che vedono coinvolte le persone che purtroppo ci hanno lasciato, insomma.